Cai. Buongiorno! Adesso, che so calma, Signor Giametta, Cattoletto, come ne vi lavate? Buongiorno, Giometta. E lei pare suebere un problema, la doppia assegnazione della casa. La casa. Certo, Giometta. Che fai, Giometta? Oh, vuole un bello cannolo con ciò piglio? È da fuori, ma è bello fresco, vuole? Mi facesse aspettare, prego. Prego, s'accomodi, Giometta. Buono che tu vecchizzo sbagliato. Un pochino più là. Non ce vedi. Magari un po' più qua. No, più qua, altrimenti poi non c'è qua. E Giometta. Mi giocando le sue fuoco. Io cannolo, forza. Su, mangiano un bello cannolo, Giometta. Non siamo andati a pigliare. Ecco qua. Cannolo. Dai che bello fresco, vuole? La ringrazio, lo vero che è fresco. Ma vuole intendere fresco, che lo mangia quest'inata a menzione. Mi chiamano un capo che Ah, facciamo la vo. Come preferisce, io non insisto più, Vai via, il ciocco di casa. Ecco, mettiamo qua. Allora. Questo nel quale ne troviamo. E Olbo, lo capisco perché. Paro. È l'appartamento. Beh, cara salaito. Ah, faccia mi sappuzza. È stato assegnato Faccia la tempo. alla famiglia. Fattorella. Quando sei a rere. È chiaro. Uberix, crocifisso, era come ti dicevo io. La famiglia dei torelli, siamo noi. Sei noi. È noi. Ciao, Ma scusate, Geometra, ma una lista che in arrivò c'è scritto appartamento B. Pigliala, Gino. Ma io dovresti... Chi disse? Sta attento. Sa, signora, aveva ragione, bambina. Mischinetti mia, sono una antichità, anzianotto. Anziano è un servizio. La lista che vi mandavo, invece scrivete appartamento, quali era? Te. C'è scritto appartamento B. Questo se l'hai ascoltato. Fissi nell'ora di battitura, la lettera a computer. Diettatore, capisci? Ma era diettatore, io lo sapevo, ma sai che lei toglie dietatura? A essere da vecchia sciafalare da poggiare casa appena avere crack, ammazza! Hai dettatore! E battitura, la lettera a computer. O pittonasse come geometra che mi comparò che il capitano Coep. Gino, tu lo conosci, la mia comia che tu lo limpis è sempre disponibile. Un colpo di telefono e chi non tempo io è una pensioncina. Una pensioncina. Ma in che senso ci fu errore di battitura? Non sento che la lista che vi mandavo c'è scritto appartamento B. E quindi? Ci sono chiari? Non so, legittimo appartamento. Legittimo! Legittimo. Facciamo con qualcuno viene a cercare di levare il filo. No, signora, è casa sua, è garepiato. Ne pensare un possessore quando vuole, per ora. Legittimo, amore mio, dalle qua. I chiavi ci sono. Geometra, ma che fa prima che se ne va? Su, pigliano un video cannone, non poi ci si complimenti che sono un video freschi. E volentare. Non insisto più. Visto che... Basta. Sogno contenta, finalmente si è risolto questo equivoco, così siamo ognuno per casa sua e poi abitiamo di rimpetto, i picciotti si possono continuare a vivere e noi possiamo coltivare Aiutiamo che è meglio perché non fai. Ora Pronto, che Geometra? tutta resueta, e io me ne vado. Arrivederci.
Uno. Piano. Piano. Due. Che volenzane, che stilillo! Che schifo. Bastona! Vattene sai! Maria. Schifiato regalo, prima me la faccia! E ora metta pure un profumo! Cosa mi arrabbiate? Finalmente a parte la piccolone e tutto a posto! Amonigino, ora che sappiamo qual è la nostra nuova casa, pigliamo le nostre cose e andiamo a resettare. Giusto, Gioia. Hai ragione, Gioia mia. Sono stati 2 giorni frenetici. Andiamo a rassettare, forza. Stanca mi siamo. Ma tranquillo, se vi volete trattenere un altro poco, per me lo potete fare tranquillamente. Tanto è mai un geometra assistiamo tutte cose, sappiamo ciò che non tocca ognuno per diritto e poi, più guidate questa cosa, per me, quando volete venire, a mia casa è sempre aperta. E allora, visto che insisti, Tano, magari rimango una volta di 5 minuti. Ai, ai, ai. No, andiamo lì, va così andiamo a letto, Andiamo in. Ai, ai, ai. Sì, Mela, hai ragione, io ti capisco che te risettare, anzi se hai bisogno non ti fare problemi, basta che mi chiami che io ti aiuto. Grazie. 2, 6, Sta facendo. 4. Ti hai contato quanto ci stava l'appartamento? Che succede? Che fu? Che fu? Cucce! E chi occupa questa casa? Oh, ma ancora un tempo e occupa abusivamente come se niente fosse. Ma c'è una concorrenza spietata. O se mi va a come scherzo, ti sei casa mia l'assegnazione. Se è così, ma va scusate, lo sapete che faccio? Quasi quasi, proprio con chi ti dà un faccio. Fermate un attimo, non ci provasse per niente perché chi dà una casa. Appena va a gioco proprio ti schiacchiando di rugno un cavolo un culo che proprio ti passa a diventare rosso come una paparina, non c'è cominciare, Mica è nato oggi. Senta, qua siamo a completo, provasse che avanti che forse qualche altro chance libera c'è. No, che c'entra? Se chi ci sono i vostri casi. Grazie. E pure io dico una, ancora libera c'è la Iaz. Appena trovo, sapete, mi ci infilo come moglie le figlie in veranda e come posso muovere il chio. Ma com'è? Ma regali codici? Allora, avanti, sei messo, per favore. Arrivederci. Arrivederci. Non sto occupato subito, come spuntavo che poi te lo chiamo da palazzino. Senti, prima che facciamo qualche bella sorpresa, ne sboviamo a dire l'inne. Amore, ne forza d'accordo. Tanto, io ti ringrazio. È stato un piacere. Ora noi andiamo nella nostra casa. Grazie di tutto, tanto. Ma che compadre, non ci sono problemi. Tanto ormai siamo tutti sotto un tetto.